Chilling thrillers, hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. Made meaningless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you let the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, conjurates which a gift or a curse. A reality made of dreams. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. He could write a new story like Tom's in before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
Eccoci qua, bonsoir, bonsoir a tutti. Allora, qui adesso noi leggiamo tutto, Sì. OBS lo possiamo sempre controllare. Il titolo non c'è stato bisogno di configurarlo perché si è preso già le impostazioni da Persona fatto- 5X, non so perché va bene anche così. Quindi già iniziamo nel migliore dei modi. Allora, vediamo solo se si sente tutto correttamente. A posto. Ce lo abbassiamo un pochino noi. Perfetto. Allora, il titolo è solo in inglese, Gianmarco, quindi No. andremo avanti a sensazioni e sentimenti cercando di capire un attimino cosa ci porta alla trama. Allora, tu sei pronto? Ja. Quale slot selezioniamo? Vabbè, volevo rendertela un pochino più interattiva. Già ci svegliamo un attimo in una situazione un po' particolare. C'è uno scheletro, va bene. Allora, Gianmarco, è una situazione di merda. Ci siamo svegliati in una stanza. Non c'è corrente al PC. C'è un interruttore che non fa niente. Calmi. Buoni. C'è un palloncino qui fuori. C'è un X. Sì, brutta cosa. No, c'è Braccobaldo. No, chi sei tu? Tu adesso morirai. Va bene. Certo, certo. Non ucciderei subito un visitatore così. Penso che dovremmo restare qui per un Sì. po', quindi vai Grodola. tranquillo e grodola un pochino. Che cosa dovremmo fare? Oh, ce l'ho. Ti piacciono i giochi? Ce ne ho uno speciale apposta per te. Solo per me. Se passi, riceverai una ricompensa altrettanto speciale. Sì. Ma se perdi e sarai sfortunato, cazzi tuoi. Quindi, buona fortuna. Terrò un occhio su di te. Vabbè. Persone che ti entrano in casa così all'improvviso. Vabbè. Allora. Iniziamo questo giochino. Allora, ti rechi di fronte all'antico castello. Qualcosa nelle torri, un mago oscuro si nasconde insieme ad alcuni tesori. Perché non provare a prenderli? Allora. Quindi questi occhi che sono sotto è normale, no? Sì. Ok. Qui c'è una porta e non possiamo fare niente. Tirare la leva? Assolutamente. Che cosa è successo? Niente. Ok, allora. Andiamo avanti per la porta. C'è un piedistallo con delle punte acuminate. Vuoi appoggiarci sopra la mano? Ma sì, perché no? Allora, il primo è un pene. Sì. No, scherziamo. Quindi pene, astronave e coniglietto maligno. Bene, astronave e foglietto. Però mo cosa sono? Aspetta, aspetta, sono rovesciati perché il primo è un fungo, Sì. il secondo il diavolo, Potrebbe essere l'ultimo è tipo un castello. quindi fungo, diavolo, torre. Dovrebbe essere così, fungo, diavolo, torre. E Viaggio. fino a qua GG. ci siamo. Sta parte l'abbiamo superata. Come andiamo avanti l'orologio? Poi non facciamo un cazzo. Tu devi stare sulla X. Ok.
volte. 1 e 2. Tu sei sulla X e a questo punto tu devi stare sulla freccetta in alto. Quindi 2, 1 e 2. Ok. E anche questo, fino a qua, stiamo riuscendo a capire. Todo bueno. Adesso voi qui cosa cazzo siete? Ci sono dei glifi a terra. C'è un'altra stanza qua a sinistra. Una cassa. Tu apri la cassa, ma non c'è niente. Sei stato sfortunato. Però si è aperta la cassa qui vicino. Ok, questo dove lo metto? Qui dentro. Ok, bisogna trovare un altro pezzettino di sto puzzle qua. Il problema è... Ah, eccolo qua. A posto. No. Vediamo qua se c'è dell'altro. Ho preso un orb. Ok, che ci faccio con un orb? Un morto. Me lo metto da sotto verso Il cristallo. andava qui sopra. Ok, si è acceso un interruttore, no. quindi ne dobbiamo trovare un altro di là e si è illuminata la scritta sul muro Sì. lì. Ok, allora. Scusami, io come torno verso l'alto? Sono bloccato qua per sempre? Mi stanno un attimo pulsante. Ma sotto mo non riesco ad andare. Io lo posso fare andare giù, ma più di così non va. Qui è apparsa soltanto la scritta qui. Ok, ok, aspetta, aspetta, allora. Funziona questo qui nel mondo esterno, aspetta. In questo mondo facciamo così. 1, 2 volte. 1, 2. A posto. Facciamo così. Ok, quindi mancava di proposito. Ok. No, aspetta. Io volevo uscire, ma devo uscire da qui. Allora. C'è una cosa a terra, dove sta andando? Ah, non c'è Kleenex. ancora. C'era, Fazzolettino. No, non mi No, fa so interagire, a perché parte che trovo. hanno il contorno bianco gli Ah, oggetti ok, perfetto, interagibili, perfetto. quindi. Allora, a questo punto dobbiamo premere Medusa. Medusa è questa qua. Poi ho le lineette queste qua. La F. La T. Questo qua. Sì, questo qua e poi il cerchietto. Oh, la G. Ah, è un cerchio con una linea all'interno. Ok. Allora, e fino a qua. Direi al momento ce la stiamo cavando egregiamente. Allora. Non hai un oggetto. Ok. Quindi di qua no. Lo metto di qua.
Allora, aspetta. Il primo... Anzi, no, in generale il martello... no, l'ascia deve essere rosso. Sì. Poi, Freccia verde, mi pare. freccia... Questo qua. Quindi... Spada bianca. a questo punto... Devi essere sicuro della sequenza. Scusa, mettila pure nell'ultimo. Ma? Quanti ce n'hai visti registrati? 3. Il quarto qui non c'ha la bandiera sotto, quindi non caricherà l'immagine questa qua. Mm. E come posso Perché tu stai metterlo? guardando la visuale dell'occhio da lì. Ah, Quindi adesso- vedi il pannello qua, che Martello. cos'è? È questo qua, perciò l'ho messo. Ok. Guarda, ho Ah, messo l'avevi il visto martello là? viola. Sì, Ok, sì, 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 martello sì. viola. Allora, Penso che sia questa la sequenza. Ok. Salve. Un altro cacciatore di tesori. Va bene. Se vinci ti apro la porta. Sì. Allora, indovina dove è il Joker. Allora, Gianmarco, qui ci serve la tua abilità. le carte. Partiamo con la seconda da destra. Questa? Sì. No. Aglia. Aglia. Non c'è un indizio da qualche parte? No, quanto difficile. Vedo così questa. Pensi pure che la prima morte era scriptata per farti un attimo. Aspetta un attimo, signor Gianmarco. Aspetta. Fammi fare una cosa. Mi è venuta un'idea, così. Aspetta. Adesso vado qua. Sì. Gioca. Va bene. Quella alla sua sì, il primo alla sua destra. destra. Quindi questo qua. No, l'altro. Ah no, di qua. È La vero. sua destra però da come lo vediamo noi. Sempre alla sua destra, non so altro. Hai perso. Hai perso, mi spiace. Ho visto che i pilastri dietro erano esaminabili. Portate lui. No, e non si può prendere Ah, più. Duck. Non si può prendere più. Vabbè. Allora. E fino a qua, sempre. Tutto a posto per ora. Allora. Oh, c'è un fungo con un soia a terra. Allora, questo qua dobbiamo un attimino. Ah, Ci dobbiamo questa è rifare la porta. Ok. L'ultima a sinistra. Aspetta qua, proprio così. Così. Poi vado di qua, faccio fare così. A questo punto devo invertire solo questi due. Da qui. Allora, passa quello dal centro. Quello tutto a destra. Sì, per forza così. Il Sopra. problema è che mo questo qua non riesco a spingerlo. No, non lo vedo. Ok. Spingi Aspetta, quello sotto. aspetta, così. Esatto. Questo va qua. Tu risali qua e tu rivai qua. Tutta la biglietto, lo zio. No, a questo punto possiamo andare avanti. Mo la porta mi sa di andare davanti. Salve.
Gente simpatica, eh. No, c'era un brutto artiglio a terra, un tentacolo, cose brutte. Ecco. Marco, è un escape room. Facile. Lungo. Nel gioco c'era. C'è qualcosa che sta cercando di... Ok, non so perché, ma va bene anche così. Uno Va bene, shortcut. va bene. Non c'è corrente qua. Allora, qui non esce acqua. Qui ci serve un codice. Qui c'è un vaso. Serve legna nel camino. C'è un'altra coppa qui. Queste due coppe vanno da qualche parte. Allora, vediamo un attimo l'altra stanza. Un'altra stanzina più avanti. C'è una porta disegnata qua. Io ho tirato la leva, ma non so che cosa faccia. Qua c'è un altro minigioco. Allora, cerchiamo un attimo di capire di qua. Ok, abbiamo aperto comunque la porta anche di qua. Salve, lei è? Dove mi trovo? Questa caverna. Cosa è accaduto nella caverna? Oh, grande fiamma, non ricordo niente. Anche se questa voce penso di iniziare a capire. Non ti farò andare più lontano di così. Tu non passerai. Quindi dobbiamo accendere il fuoco per sciogliere il ghiaccio. Che? Allora, vediamo nelle altre stanze cosa c'è. C'è un 4 qua. Un strano invuto. Howard Smith morì di influenza. Non è stato molto professionale. Questo è danneggiato e non si riesce a leggere. Non c'è legna nel camino. Questo è danneggiato e non si legge. Clive Stoker. Portare una tigre su una nave non era una cattiva idea. Ok. Robert Lewis, il suo scherzo è fallito. Ok, aspetta, allora, aspetta. Io posso leggere le targhette sotto? Sì. Allora. Il clown qua come si chiamava? Robert Lewis. Allora. Robert Lewis va di qua. Perché il pagliaccio? Poi abbiamo è morto di influenza, non Sì. è stato per niente professionale. Quindi sarà lui un medico che muore per colpa dell'influenza. Siamo tanti nell'esagerato. Ed è Howard Smith. Howard Smith. Tu vai a terra. Quindi voi due siete quelli un attimino sicuri. Ok. Poi c'è Clive Stoker ed è quello della tigre. Penso che sia lui portare tigre su una nave vestito da marinaio. Sì. La logica di direi di sì. E lui è Clive Stoker. Ok.
Quindi tu vai qua. C'ho altri 3 posti, quindi manca un quadro di qua. Ok, dobbiamo fare apparire un altro quadro di qua. Allora, qua a destra c'è una cassa. Quindi di conseguenza ci sarà una cassa verde aperta da qualche parte. Eccola qua. 3 lampadine. Ok, dove le metto? Aspetta un attimo così. Lo zio, ho trovato la password. Ah, fungo rosso, fungo verde. Questo è fungo- l'ordine dei funghi. Sì, E vanno qua. sì. Quindi mo noi dobbiamo vedere prima Allora, quello con la capoccia sei. rossa. Era 6. Sicuro? Sì, Ok, aspetta allora. Quindi il primo è 6. sì. Poi c'è il secondo che è quello verde. Sì. Dovrebbe essere nella stanza qua accanto. Che è un 3. Poi ci sono i vari funghettini. E poi c'è un 4. Quindi 2, 4. Facciamo 2. Ok, si è aperta la cassaforte. E dentro c'è della legna. La legna la mettiamo qui dentro. Sì. E manca qualcosa per accenderla. Vabbè, devo fare il fuoco. Allora, però abbiamo aperto anche qui. Allora, c'è un'altra parte di corridoio qua a destra. Poi c'è solo un fuocherello, non si vede una cippola di niente. Quindi dobbiamo mettere le lampadine. Ma le lampadine dove? Allora, qui dentro ci sono. Mm, penso che le lampadine vanno qua dentro, ma non c'ho l'ingresso qua. No, aglia. Sei stato Ci ho superato. provato. Ci ho provato. Dovevo provarci. Il buggering. Però aspetta, aspetta, forse posso fare qualcosa. Di qua? Che adesso c'è la legna? Non è niente con cui accendere il fuoco. Posso prendere una torcia da qua vicino? No. Allora, ci ha sbloccato le lampadine. Ci sono questi vasi. Perché? Questo non penso ci serve ancora. Un power. Hanno preso un attimo una brutta sequenza di suoni. Massimo posso fare così e poi forse si sblocca qualche altra cosa qui. Ok, qui si è fatto qualcosa. Statuina di ghiaccio. Questa va messa sul camino e va fatta scongelare per bene. Il problema è come accendiamo il fuoco. Passa verde, lampadine. Mm. Perché non possiamo entrare manco qua dentro. I vasi non so che cosa ce ne possiamo fare, sinceramente.
Un attimo di qua se c'è qualche altra cosa. Allora, se io sto vicino al fuoco. Qua non possiamo ancora andare. Di qua la porta non è esaminabile. Mm, no. Tu vuoi 3 oggetti che abbiano potenza. Io ho 3 lampadine, potremmo pure un attimino trovare un accordo su sta cosa. C'è un altro vaso qui sopra. Che vanno rotti. No. Questo vanno in un certo modo, ma non so come. Le lampadine vanno qua dentro. Però questo. Ah, aspetta. Fermi tutti. Forse riesco a metterle dentro. Ecco qua, a posto, questo dobbiamo fare. Ok, a posto, si poteva già fare allora. 2. E qui c'è la terza. Ok. Quindi di qua si può andare, di qua si può andare. Ok, così. Ok. Dobbiamo andare sopra molto probabilmente. Ok, eccoci qua, c'è un mazzo di carte. Ok, fiammiferi. Ok. Quindi noi mo adesso torniamo indietro. Noi torniamo indietro, accendiamo il fuoco dal camino qui. Ok, camino acceso. Statuetta di ghiaccio. A posto. Adesso il passaggio dovrebbe essere libero. E di fatto. Allora, e questo ce lo siamo tolti davanti. Ma adesso questi dadi enormi con i piedi, che cosa rappresentano? No, brutto, brutto. C'hanno anche degli occhi, quindi. Ok, aspetta, qui c'era un rubinetto. Ok, quindi abbiamo svuotato qua. No, sì, abbiamo svuotato. Allora, le lampadine. Quindi è una qui e una qui. Una qui e togli questa qui. Il fireplace door. Aspetta, questo va qua. Quindi va l'1, 3 e il 5. Quindi 1, 5. Poi devo tirare. Ok, a posto, Avete a posto. Vuoi andartene? Oh no, che è successo?
No, signore, Va, va, signore, va. signore, stiamo andando bene nel suo gioco, eh. Si è contorto il segnale, eh. Chissà chi è stato. Ok. Dobbiamo aggiustarci noi il colore, benissimo. E va bene così. Si possono sbloccare anche degli indizi, va Oh. bene. Penso che sia qui. Ok. Allora. Ok, in base a che cosa devo muovere? Mm, non penso che ci sia qualche indizio sul computer. A parte che sono queste linee sullo schermo. Ci stiamo spostando. Dobbiamo puntarle su cosa però? Dai, Lulu. Perché deve andare centrale? Mi sposto di là. Mm. Aspetta, vediamo se queste linee però sopra fanno qualche altra cosa. Che già che abbiamo capito una mezza cosa così. Qua dice solo che il segnale video è danneggiato. Quindi tutto... Oi, Gianluarto, bonsoir. Buonasera, bello. Abbiamo perso i colori. Stiamo perdendo anche i neuroni. Non riuscendo a capire cosa dobbiamo fare adesso. Allora, quindi se noi qui muoviamo questo, no? Ci servirà a qualcosa, ti pare? Dovevamo togliere le linee dallo schermo. Va bene, a Tutto a posto. posto. Va bene. Allora, blu, bianco, nero, blu, giallo. Ho capito, ma non ci abbiamo i colori. Vabbè, te li ha detti in ordine. Quindi penso da sinistra a destra, con quelli. Quindi qua... Quindi qua... Deciso che con la seconda run di Sifu in cui risparmi i boss non la faccio, meritano la morte e basta. No! Però c'è il vero Ah, finale. ma c'è anche Geoff. Salve, Geoff. Bonsoir. Salve, Supremo. Salve. Allora, questo è... Ma... Allora, questi sono i colori. È In base a che cosa dobbiamo fare questo? Io non lo so. Ah, ok, già te lo sei visto su YouTube. Ok, ok. E non immagini il boss finale farlo risparmiandolo, che dolori provochi alle mani, Ah, fammi ragionare un secondo. Allora, nero è l'ultimo, quindi già non ci troviamo, non sono in ordine. Quindi se nero è quello tutto a destra, bianco è il primo. Allora, aspetta, Quindi facciamolo dobbiamo a capire questi tre sentimento. qua. Blu, bianco, nero, blu, giallo. No. Blu, bianco, nero, blu, giallo. Purtroppo non abbiamo i colori. So che c'è addirittura sì. Ecco. La terza fase è letale. Le mani le perdi direttamente. Lascia No, fare. sì, decisamente. Allora, aspetta, oggi. I colori che ci servono sono 4. Ti trovi con me?
Facciamo caso che blu è quello al centro. Questo qua che è un Facciamo che è pochino più quello. scuro. Facciamo che giallo è questo qua. Quindi mo fai centro, 1, sinistra. questo qua, Sì, tutto a questo destra. qua, questo qua. No, centro. Centro Che... già l'ho fatto prima. Però blu c'è due volte, Enzo. Ah, ok, no, non ci stavo facendo E caso giallo è allora. questo qua. No, facciamo il contrario. Quindi centro, Allora, centro, sinistra, sinistra, destra, nero, centro, centro. destra. No, Non è allora, così. aspetta un attimo, aspetta un attimo. Blu, bianco, nero, blu, Sì. giallo. Blu, bianco, nero, blu, giallo. Ne abbiamo già fatto. Mm, Allora, bisogna capire il giallo, ma quale cazzo è? Io penso che il giallo sia questo. quello là un pochino più A meno chiaro. che il giallo non è quello tutto a sinistra. E non è bianco, il bianco è questo qua. No, vabbè, questo è bianco. Questo è proprio Però bianco. il giallo in bianco e nero secondo me è più luminoso. Prova così. Fai centro. Questo qua. Questo? Sì. Tutto a destra. Centro. Tutto a sinistra. Tutto a sinistra. Questo? Sì. No. Nemmeno. Ho finito le idee. Blu, bianco, nero, blu, giallo. Bianco, nero, blu. Allora, È qua, è questo Sì, sì, l'enigma. sì, dobbiamo solamente capire qual è il giallo e qual è il blu. Il problema è solo quello. Aspetta. Vabbè, pensala, pensala. Magari è una cosa un attimino diversa. Vediamo un attimo. Allora, se quello è bianco e quello è nero, facciamo conto che al centro c'è blu. Ah, anche dalla chat, se volete collaborate pure, perdete cervello insieme a noi dietro a ste cose, eh. Allora, il giallo che colore lo fa? Stavo pensando se mischi i colori e facendo conto che ci No, sono. già, ma è più una cosa uno ad uno, non... Ma non è detto. A questo punto le combinazioni le abbiamo fatte. Prova così. Prova, Blu, prova tu, bianco, nero, blu, giallo. Blu, 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 bianco, nero, blu, giallo. Prova tutte le combinazioni. Allora, prova così. Vai. Centro. Ok. Sinistra tutto. No, ma voi buttate idee, Gianluardo. Quello molte volte su questi giochi più idee escono fuori, più riusciamo ad andare avanti. Quindi qualunque cosa vi viene in mente, andate tranquilli. Tutto a destra. Quindi questo qua, Centro. Poi fai tra diciamo blu e nero. Quello a destra. questo? Sì. E poi centro. No, perché ci sono queste immagini qua che... No, qualcosa va fatto. Cioè, dobbiamo premere in base ai colori. Blu, bianco, nero, blu, giallo. Quando premiamo questi pulsanti non succede effettivamente niente. No,
una volta premuti poi non possiamo fare altro, quindi non è che dobbiamo premere e poi... Oh, Regen, bonsoir! Ciao Regan, buonasera bello. Ma Regen o Reagan, come Regan. preferisci? Perché No, io secondo chiedo me- sempre come per i pronomi. Io Tu credo chiedi e non ci che sono abbia problemi. preso il nome da Mob Psycho. Io Pensi? credo che venga da là. Che uno dei Allora. personaggi più belli di quell'anime si chiama Raiden. Quindi credo che Usciamo venga da e là. rientriamo. Oh, Blu, bianco, nero, blu, giallo. Bisogna credere nel cuore delle carte, Gianmarco. Vedi che sono un mostro? Regan, tu ormai sei mio fratello fattuale, ormai Bioshock, Dishonored, Mob Psycho. Un No, fratello. tu non vai qua. Tu vai qua. No. 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 Allora, aspetta, No, dobbiamo metti tutti e fare... tre. Dobbiamo fare un po' di... Punkel. Sì, che non sono tutti dello stesso colore. Dobbiamo mischiarli un attimo. Allora, che di certo una mela non è blu. No. No. Questo è un paesaggio un pochino inquietante, quindi non credo che sia così. Allora, aspetta, verde va qui. Verde va qui. Tu vai qui. E tu vai qui. A posto. No. E fine qua abbiamo ripristinato il segnale e tutto è tornato alla normalità. Sì, Allora, buono. cioè normalità sempre relativamente, Ma sì, attenzione. un po' non è. Salve. Ho capito, stavi davanti la porta, ti dovevo bruciare, non è colpa mia. Prego. Troverò una via per andarmene da qui. Dammi solo un po' di tempo. Ma fai quello che vuoi, basta che non mi rompi i coglioni No, a me. infatti, Giallo, prenditi una pausa perché Sifu distrugge le mani. Riposati, magari cambi un po' il gioco, appunto. Però ti fai del male. Io l'ho iniziato, finito di base, ho detto questo lo voglio platinare, mi ci sono chiuso 2 settimane, conoscevo il Kung Fu, manco Neo in Matrix, poi l'ho chiuso, basta, non voglio sapere più niente. Come vuoi. Allora, adesso possiamo continuare di qua. Oh no, capitano con la spada, aspetta. Allora, di qua cosa c'è? Compriamo gioielli e pesci. Per un pesce 10, un rubino 500 e uno smeraldo? Sì, 1000. Salve Capitan Porco, tu hai delle chiavi. Benvenuti. In questo castello ci sono tante belle cose che voi non avrete, però io vi vendo gli oggetti. Allora, c'è una canna da pesca. Magari faccio la boss rush di Wukong o gioco Elden. Io guarda, feci Sifu proprio in preparazione di Elden Ring. Ma poi non c'è competizione. No, però ha allenato un tantinello tanto i riflessi con Sifu. Soprattutto. Quindi sei tenuto allenato. Allora, quindi dobbiamo vedere di pescare e di prendere dei soldini. Allora, vediamo pure dall'altro lato cosa c'è, perché comunque c'era un'altra stanzetta di là. Nessun oggetto per la vendita. Quindi comunque sono soldi che dovremmo trovare qua dentro. Ecco qua. Oh no, dobbiamo veramente pescare. Però devi comprarla. Attenzione. Pericolo fantasmi. Va bene. Di qua è rotto. Dobbiamo farlo saltare in aria. Di qua cosa c'è? Una pila di ossa umane. Sì. Vuoi controllarle? Ho trovato 10 monete. Allora, Canna da canna pesca, da pesci. A posto. Aspettate un attimo, pesciolini. Aspettate. Momento. Allora. No, perché già abbiamo le monete. Compriamo canna da pesca. Allora. Un momento, parliamone. 5.000. Questa è la 50, prossima da ok, comprare. quindi dobbiamo fare almeno Per far 50. esplodere il muro. Sì. Ah, no. Ok, elaborato comunque il titolo, Che cazzo, sì, sì. Molto simpatico. Oh no. Vieni, vieni. Ok, almeno non è impossibile. Ok, lo prendo sempre dopo. C'è pure qualche altra cosa, per favore?
Allora, fino a qui Manca molto, Va la bene. bomba ce l'abbiamo fatta. ok. Questo per oggi è uscito un pochino più in basso, eh. Ah, io fino a quando me li fai prendere. Non me li accumulo. No. Aspetta. Oh, si sta affollando un po', aspetta. Ok. Non puoi portare più pesci. Allora, a questo punto noi andiamo qui. Ok. Allora, si compra bombarella. Le chiavi e il resto devono aspettare un attimo. Comunque rendiamoci conto, già stanno per uscire dei gioconi nei prossimi mesi. Final Fantasy VII Rebirth su PC, il nuovo Yakuza a febbraio. Sono un fan di Yakuza, quindi godo. Un fratello. Wilds e tantissimo altro. Sì. Sì, l'anno sta iniziando a mettersi un attimino per il meglio. Yakuza e Monster Hunter. Noi già partiamo il 30 con Poppy Playtime, che sinceramente ci fa almeno tenere un po' di tempo in preparazione di altro. Però almeno febbraio si sta mettendo bene. Poi, se qualcuno ci dice la data di GTA, se Nintendo decide di svelare per caso quella sua console che è tanto un segreto. Ah, se... Guarda Reagan, Monster Hunter 2. Bravo già Reagan. siamo pronti. Bravo Già siamo Reagan. pronti. Dopo Dica. è successo il casino alla cosa che ti ho raccontato l'altro giorno al CES di Los Angeles, Sì. dove lo stanno facendo. Perché ste società, una in particolare, ha presentato proprio un pezzotto della Switch, Ok. prendendo i dati da quello che ha trovato in giro e da alcune fonti in particolari. Nintendo ha commentato quanto è successo con una semplice risposta. Ha detto: non sono le cose originali con indicazioni precise. Non è che ha detto: no, le forme non sono quelle. Ha detto soltanto che i dati che sono in possesso di queste società non sono quelli. Boh. Però il form factor e comunque la dimensione dovrebbe essere quella lì. No, Allora, oh no. Trappolozzo. C'è pure dall'altro lato. Quello là a sinistra. non se l'è preso. No, dai. No, se l'è preso. E che altro? Ce n'è un altro allora, ce n'è un altro sotto. No. Ce n'è un altro. No, no. Senti come pompa l'OS. No, ma c'ha un giochino fatto bene. L'ho pagato 13 euro se non mi sbaglio. Ma molto sfizioso. Per la Switch 2 sembra che siano trapelati inoltre da vari database 3 titoli che dovrebbero essere al day one, una cosa del genere. C'era un titolo riguardante FIFA, un altro di cui purtroppo non ricordo cosa fosse, e poi c'era Red Dead Redemption 2. Ora, se la Switch 2 regge effettivamente Red Dead Redemption 2 in una maniera buona, allora là ne possiamo un attimino parlare, perché Più che altro, ok, come primi 3 giochi di una console nuova mi presenti 3 titoli vecchi. no, allora questo non è il motivo per cui mi interessa sta cosa, se è vero oppure no, però sapere che c'è la possibilità che questo accada, di certo è normale che i primi titoli che usciranno grossi saranno made in Nintendo, però almeno uno capisce un attimo che quanta potenza c'ha sta console, perché alla fine la domanda che ci abbiamo tutti è questa qua, quindi almeno pure per capire un attimo. Allora, uno, A me inizialmente sono gli interessa occhi. molto Metroid. È stato un bel po' da Ma quando... non è che sta qua fuori? Così, Sì, quello stavo pensando. Eccolo qua.
Perché è un bel po' che è stato annunciato quello, quindi sarebbe anche momento di Super un Metroid attimino fare un paio di cose. Invece, allora a questo punto penso possiamo prendere la spada. io so a 50 via. Ah no, è vero, aspetta. Adesso ci abbiamo 1000. Quindi possiamo aprire la porta a destra. Anche per farsi un'indicazione, che io sarei seriamente tentato alla Switch 2, però voglio un attimo capire. Allora, qui c'è poca luce. Quello che dicevo, attenzione al Mio fantasma, stavamo prendendo un attimo le misure. Non rompa subito i coglioni. Come facciamo capire qual è il corridoio sicuro? Dalle luci fuori. Ok. Allora li ho presi completamente a culo. Sì. Provo ad andare di qua. No. No, vedi, luci fuori. No. No, neanche qua. Di qua Ah, va benissimo. Di qua. No. Di qua sì. Ok. Di qua no. Ok. No, di qua assolutamente no, quindi ce ne torniamo di qua. Penso che abbiamo visto tutti i punti. credo di Aspetta, forse qualche altra cosa sotto. sì. Aspetta, aspetta. Ok, preso tutto perché ci ha fatto l'animazione fuori. Allora. Quindi era di qua. Ok. Qui ci sono un bel po' di soldi. Allora abbiamo fatto un bel po' di grana. Quindi ora possiamo prendere la chiave Sì, questo per la stanza 5.000 qui. però. La chiave Prendiamo questa. ti farà trovare una marea di soldi. E a questo punto sì. Allora. Elettricità. Questo è il pannello che sta qua. Aspetta. Sì. Pannello questo qua. Seconda linea sinistra. Centrale. Ok, allora. Quindi va uno qua. Uno qua. E uno qua. A posto. Quindi a questo punto dovrebbe essersi aperto di qua. Ok. Dobbiamo trovare altri soldini. C'è un floppino e un cacciavite. Salve. No. C'è qualche moneta, Gemma? No. Ragazzi, c'è qualche moneta voi? Che non. Che vuole questo? Ah, hai detto già lo Io nel mentre gioco a mod. Io quelli ci ho provato varie volte nella mia vita, ma no. 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 Siamo riusciti mai ad andare d'accordo io e quella serie lì. Allora, quindi ho riattivato l'energia, quindi ci servono soldi. Ok, e a te che cosa ti posso dare, giovanotto? Perché tu in cambio mi darai un botto di soldi, ma io non so che cosa ti posso dare. Un vaso? Piace il vaso? Cazzarolo, 4000 vaso. Vabbè. Aspetta, aspetta, amico, aspetta, 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 aspetta. Prendi vaso, dai. E possiamo iniziare a prendere il cacciavite. Sì. Con il cacciavite, a parte mettercelo in quel posto, non so. Quando andavo alle medie, penso che la spesa qua
ci sta già alla fine. Gianlu, Io- quanti io- anni hai? Quanti anni hai? Tua sorella, quella sconosciuta. 26, c'ho l'età mia. Ah, a posto, a posto. Sei ancora giovane, tranquillo. Sì, effettivamente sì. A me sono passati Effettivamente 8 sì. anni dalla fine delle superiori, quindi stiamo parlando di più di 10-12 anni fa. Avevo 10 anni, quindi 11-12 anni. Uno studia tanto per finire in una capanna con uno che Che ti fa i sicuramente. giochetti, eccetera, Sicuramente. eccetera. Vabbè. Però anche così va bene, ci mancherebbe altro. Eh, Se capissi dove usare questo piccolo oggettino, io ne sarei tanto felice. Anche perché a noi ci servono i soldi per comprare la spada. Senti, vuoi una lampadina? No, quello non vuole più niente. Vabbè. Qua non sappiamo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Eccoli qua. Ecco risolto l'arcano mistero. io vado per quello non ho più. Ce l'ho mai fatto. Pesce. Ah, lo so, poi costa 10.000 pesce. Pensato subito. A posto. Ma ogni pesce ci dà 10.000. Aspetta. Sì, sì. Abbiamo risolto il problema. Abbiamo dossato il gioco, ora è un pezzo di guai. Andiamo, usciamo di qua. Gabri si è beccato un altro virus, a posto? Dove l'hai? C'è che mi è arrivato un messaggio un po' spammoso. Quindi c'ha, secondo me, o si è beccato un altro virus. Allora, noi ce ne servono 5. Sì. Ok, va bene. Difatti mi ha avvisato. Pesce, quella pesce di tua sorella. Per i pesce. Sei un perepesce. Qua. Poi io comunque mi aspetto sempre qualche altra piccola sorpresa e qualche annuncio interessante, eh. No. Pesciolino. Non fa lo stronzino. Ok. Manca l'ultimo. Eccolo Gabrone, ma c'è Gabri? Eccoti qua, Gabri. Ciao Gabri. No, ma- Ce l'hai? Guarda, Gianlu, pure adesso non è che se uno si sistema si riesce a stare per quanto possibile senza pensieri, eh. Dammi spada. Aspetta, sì. Dobbiamo venderne altre due. Dobbiamo per floppy. Floppy costa 20.000. E giustamente i soldi si trovano pure nella realtà, quindi mo dobbiamo fare 20.000. Dobbiamo fare 20.000. Vabbè, così prendiamo tutto e facciamo tutto. Il floppy nasconde l'oro, palesemente. Allora, aspetta. C'è un link strano che ti ho mandato, ma non te l'ho mandato Ah, io, no, per i c'è pesci... un- No, no, l'ho detto pure in live, l'avevo pensato, Gabri, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Tu devi stare attento con questo computer, Gabri. Dove vai, Gabri? Porca la miseria. Con questi account. Ok, ne servivano semplicemente due per i quindi facciamo- 20.000. Siamo più ricchi di 10.000. Quindi se io adesso vado qua, li devo vendere, giustamente anch'io sono un genio, giusto? Sì, sì. Giusto. Allora. Ora ce l'hai. Poi Gianmarco mi è testimone, io fino a qualche mese fa la situazione era completamente diversa, però mi sono messo un attimino pure io e mi sono detto aggiustiamoci un attimo le cose per quello che ho, non per quello che io vorrei avere. Ho iniziato a lavorare su quelle cose e sinceramente sto un attimino più tranquillo in generale ed è una cosa che penso possano fare un pochino tutti nel proprio modo, mettiamola così. Il protocollo di Windor. Ok, se le ricerche dovessero infettare anche me, interromperò completamente l'esperimento. Ok, Ah, ok, non è necessario. ecco, fai una bella pulizia con l'antivirus e attento a dove metti i piedi, soprattutto tu che sei un piccolo cucciolo di koala.
che morde e gioca a Outlast, non sappiamo ancora. Ricordiamo che Gabri non può dire in live la sua età perché è un fanciullo. Però Gabri, attento a quello che fai. Ah, potrebbe essere tuo figlio. E anche per un fatto d'età potrebbe essere. Sì, potrebbe essere. Quindi mo adesso devo combattere con te? No, con Gabri. No, ma perché devo Io combattere con quest'anno Gabri? mi sono- Ah, dice giallo. Oh, allora, ti dico la Bello. verità, io c'è stato un momento dove non riuscivo a capire delle cose e mi venne di andarci, ci sono andato tranquillamente e mi ha fatto bene. Quindi se tu senti che sta cosa può fare bene anche a te per darti un'indicazione che penso che non è che devi andare là convinto che quella persona ti debba aiutare, no, ti deve aiutare a trovare il modo di aiutarti, perché certe cose se non partono prima da noi, Gialuardo, è quando cazzo le risolviamo. Quindi è un buon modo per comunque iniziare a vedere una strada migliore. Basta semplicemente organizzarsi sulle cose che fanno parte della nostra vita, più o meno. Poi il resto è tutta una sequenza di culo nel trovare persone e situazioni in cui riusciamo a stare tranquilli. Allora, tu sei un po' una rottura di coglioni, però dovremmo riuscire a farti. Che cazzo devo premere? Sotto. Ok, gli ho fatto male, merda. No, devo stare fuori dal raggio delle bombe, ok. Anche perché molti non hanno la forza neanche di ammettere di aver bisogno di questa tipologia di aiuto, non capendo che se uno fa una cosa per se stesso e si mette a posto anche con la testa, forse anche il resto delle sue cose andrebbero nel migliore dei modi. Ok, devo stare semplicemente nella zona più larga. Sbagliato. No, devo andare sulla goccia verde. Ok, sto prendendo il ritmo. Ok. No, attenzione. Sì, ma di fatti io mi sono reso conto con me stesso che le cose hanno iniziato a cambiare nel momento in cui io ho deciso con me stesso che volevo davvero che cambiassero. Senza che stavo là tutte quelle mattine a lamentarmi che le cose non andavano bene, eccetera, eccetera. Mi sono messo un passettino alla volta. Piano piano sono riuscito a trovare una dimensione un attimo più diversa delle cose. Poi da lì le cose vengono piano piano, naturalmente. Che è successo adesso? Oh no, si è rotto il pavimento. No, brodato. Capito? Però dimmi che c'ho io un attimino il controllo. Allora, aspetta. Quindi, Bello lo sticker del presente. oh, belle le emoticon nuove pure. Dai, Apprezzo molto. dai. Oh no, 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 tu sei brutto. Ok, dove siamo arrivati adesso? Siamo tornati qua. Dal gioco. Questo è il problema. Molti fanno finta di niente credendo di sentirsi bene e a posto, quando in realtà se si esamina il loro comportamento, diciamo, si nota subito che non stanno bene con loro stessi e di conseguenza non possono stare bene neanche con gli altri. Che i segni di persone che non stanno bene, penso che sempre in base alla tipologia di persone che trovate nella vostra vita, comunque un pochino sono palesi a tutti ormai, perché se ci fate caso un certo tipo di atteggiamento ha comunque
sempre un certo tipo di comportamento dall'altro lato, cioè così è stato per me e per tutte le persone che ho conosciuto fino ad ora nella mia vita, eh. Puntualmente a me chi rompe sempre i coglioni in un certo modo ha sempre un certo tipo di atteggiamento, sempre. Da quando ho imparato un attimino a fottermene di certe cose, soprattutto da parte di certe persone, ragazzi, si svolta completamente. Allora, tu sei un animale strano. Ok, in cosa ti devo trasformare a te? Io qualcosa l'avevo vista. Mm, 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 mm. Scusate se cambio argomento, ma non ho seguito dall'inizio, non ci sto capendo molto della trama. No, allora guarda, questi sono la tipologia di giochi che cerchiamo noi. La trama è semplice, noi ci siamo svegliati in questa casetta. È apparso un bell'uomo dalla finestra e ha detto: Ehi, non ti uccido subito, vogliamo fare un bel giochino? Ed è una raccolta di piccoli indovinelli, piccoli puzzle che dobbiamo fare per cercare di sopravvivere. Quindi, generalmente il sabato e la domenica cerchiamo di mettere titoli un pochino più leggeri, così pure da scambiare due chiacchiere tranquillamente. E poi non è che voglio cambiare me stesso, voglio diventare semplicemente una versione migliore di me. Tu non devi cambiare, tu sei tu e devi restare te stesso, soltanto però nella versione migliore. Uno impara ad accettarsi per le cose belle e anche per le cazzate enormi che fa. Ragazzi, ci si fa una pietra sopra, si impara dagli errori che si è fatto in tutta onestà senza trovarsi scusanti o scappatoie mentali. Non ci si sta più male per persone e per cose che ci hanno fatto solo perdere tempo nella nostra vita e via, si va avanti. Anche perché non è che c'è un'alternativa su certe cose. Io sto tronco l'avevo visto. Tu però non ricordo se c'eri prima. Ah sì, aspetta, devo scendere la chat. Praticamente Gni. Gni. Questo sembra più tranquillo e giocherellone. Però comunque ci mette davanti trappole un attimino pericolose. Poi il fatto che stiamo interagendo con un giochino tramite un vecchio computer e cambiano comunque cose e oggetti nella realtà intorno a noi. Io mo devo trovare sta combinazione. In base a che cosa però così. Va bene, va benissimo, ho indovinato. Va bene anche così, va bene anche così. Non sapremo mai come vada trovata la soluzione, però l'abbiamo trovata. Sì, è simpatico sia lo stile che l'unirsi dei due stili. Pagato 13 o 17 euro, già stiamo giocando da un'oretta e 20 e ci stiamo divertendo. Enigmi non troppo impegnativi, una trama semplice ma comunque interessante. Qualche volta riusciamo anche a dimostrare di avere un cervello abbastanza funzionante, ma dovrebbe essersi aperta la porta qui. E difatti. È uscito un altro corridoio, benissimo. No, c'era qualcuno di brutto qua fuori però. C'è un ragno. No, ragno. Allora, i ragni non vanno esaminati. No, è esattamente questo. A noi piacciono le escape room, giochini horror un pochino particolari, eccetera, eccetera. Però c'è stato un grosso periodo dove alla fine erano tutti uguali, tutti la solita cosa, eccetera, eccetera. Adesso stanno iniziando a venire su vari progettini, alcuni che stanno crescendo sempre di più, tipo possiamo citare Poppy Playtime, Bendy, che sono partiti come il solito mascotte cattiva che ti insegue, ma stanno aggiungendo dietro un modo di portare un gioco e
il modo in cui viene sviluppato ad episodi che sinceramente a noi piace. Ecco, noi Sì, quando è settembre-ottobre che giocammo a Bandy? io non l'ho giocato. Come lo giocammo in live? Una live sola saltammo, Gianmarco, l'inizio lo facemmo assieme. Io non Sì. ho mai visto niente da Zini Band. Non so nemmeno. No, Poppy volevo dire, scusami, errore mio. Bendi. Errore Vuoi mio. sapere Poppy quando l'abbiamo fatto? Poppy l'abbiamo fatto settembre-ottobre quando sono tornato qua. Sì, sì, sì. Costa neanche 20 euro. Abbiamo giocato il terzo capitolo per circa 3 live, quindi comunque ci abbiamo fatto 2, 4, 6, 7 ore così tranquillamente. Aspettiamo 3, 4, 5, 6 mesi e ci arriva un altro titolo. A noi sinceramente così piace. Apprezziamo. Grodoliamo. Ecco, Gabri, cambiati tutte le password. Bravo Gabri. Noi sinceramente noi preferiamo dirci, pure per il canale ad esempio, abbiamo 100 euro di budget al mese per titoli e cose da portare. Ma io preferisco prendere più 10 titoli da 10 euro che sono un pochettino più diversi, un pochettino più divertenti, un pochettino più particolari, che andare a prendere i soliti titoli grossi, nuovi, che paghi 70 euro, ma alla fine no, grazie. Fino a un certo punto, direi. Cazzo, c'è quello che abbiamo visto ieri sera, Kinder of Sì, Baba Garden. Garden. Sono 8 giochi, ma avventure non troppo lunghe, sempre un pochino a tema horror, eccetera, eccetera. Prendi quello, ti fai un pochino di ore in allegria e sinceramente non è male come cosa. Allora, io posso attivare là, devo fare qualche altra cosa qui. Facciamo girare la ruota? Mike, buongiorno. Gira la ruota, yeah, yeah. Allora, aspetta, intanto possiamo aprire anche qua. E ci abbiamo un altro passaggio. Tua sorella. Ok, ci abbiamo un altro passaggio di qua adesso. I ragni non li possiamo toccare così ci serve qualcosa. Sì, ma ormai sono 2 o 3 anni che gli indie surclassano i presunti titoloni. No, ma assolutamente. Io... C'è Sgrodol. Cioè, Sgrodo. Sì, c'è Sgrodol Quello lì, è non proprio l'avevo Sgrodo, visto. Sì, no, infatti è proprio Sgrodo. Salve. Bellissimo. Scusi, lei è? Sgrodo. Ah. Ragni, uccidili, uccidili tutti. Aspetta, non li posso toccare. Però posso accendere le candele. Ok. No, la sequenza non è questa. Ok, delle teste. Allora, ci manca qualcosa. Che se no staremo andando avanti. Fino a qua siamo tutti Tutto d'accordo. d'accordo, sì. Quindi allora, se noi qui abbiamo aperto la porta verde, possiamo continuare di qua. Allora, c'è un'altra zona. C'è un blobbo. C'ho blobbo. Vabbè, blocco. Che creatura No. disgustosa. Non ho alcuna intenzione di combatterla. Evoca la capra a 3 teste. Oh, guarda, oramai sai come sto ragionando io, Gianluarto. Giochi buoni, giochi di merda. Indipendentemente da chi è lo studio, il background, eccetera, eccetera. Ci sono per me le certezze, che lo dico tranquillamente. Sono Remedy. Remedy qualunque cosa mi caccia fuori, io so che compro al day one, anche rischiando, come è accaduto con Alan Wake 2, di dover attendere un mese per avere il finale perché mi si era buggato il gioco. Ma c'ho una qualità di un titolo per trama, per narrativa, per messa in scena degli eventi, eccetera, eccetera, che io sono contento lo stesso così. Capcom mi sta dando parecchia fiducia, anche se pure lei fa la sua buona dosina di cazzate. Poi ci sono tante altre software house che voglio bene per tutto quello che mi hanno dato, ma hanno rotto il cazzo di fare
enormi cazzate, però uno tiene d'occhio quello che fanno e se fanno prodotti che a me possono piacere, io sinceramente un pensierino, non al day one, perché io compro poco al day one. Effettivamente preferisco un attimino, scusatemi, valutare il titolo, vedere qualcosina e vedere cosa mi dice e dargli il prezzo che io reputo opportuno. Alcuni qui di noi hanno ritenuto opportuno spendere 30 euro per giocare a Dragon Age. Io aspetto che scenda a 15 euro o che addirittura lo regalino e poi lo proverò. Proprio perché non mi voglio intossicare Aveva lo scritto anche, penso Giallo sopra le sue software house di fiducia, li sai con la chat. Allora. Aveva scritto pure penso no. Aspettate un attimo. Per le mie certezze, vabbè, Kiryu calpestami, Ruka- From Software, Ruka- Remedy. Allora, guarda, Gialluarto, io se vuoi ti invito a fare una cosa nel tuo tempo libero, se ti è piaciuto Control, eccetera, eccetera. Se vedi pure sul canale YouTube, io sto portando tutto il Remedy Connected Universe. Se non ti vuoi recuperare i giochi o vuoi capire un pochino come sono fatti così se scegliere di comprarli e provarli, perché io Alan Wake lo consiglio a tutti, pure se mi troverò il Papa davanti un giorno, io al Papa dirò, Ma il Papa signor Papa, aveva giochi ad Alan consigliato Wake per cortesia. Ricordati che in Vaticano c'è una copia di Baldur's Gate. Anche. Ricordati. Quindi io i titoli Remedy consiglio di giocarli tutti, soprattutto Alan Wake. Bello. Se vuoi io sto facendo la serie, la puoi recuperare, ti puoi unire a noi. Noi siamo arrivati a Quantum Break al momento e sto facendo la serie in un modo un po' particolare per Christian, il ragazzo che mi sta seguendo da un anno ed è partito con noi proprio con Alan Wake. Fate conto, gli mando cose di trama all'improvviso su Instagram come indovinelli e lo sto mandando al manicomio. Io farò avere un trauma a quel ragazzo. Perché visto che i titoli Remedy sono collegati per me in maniera ottimale, perfetta, linda, pure cristallina, io ho detto nel corso degli ultimi mesi a questo ragazzo delle cose, facendogli sentire anche degli estratti musicali. Lui non ha capito un cazzo di quello che io gli ho mostrato, ma lui le risposte per capire la trama di Alan Wake già ce l'ha. E ci sarà il momento in cui scoprirà tutto e mi darà tante bestemmie. Il 2 va preso tantissimo. Tanto. Ecco, a parte perché i gusti musicali di Remedy, soprattutto in fatto di colonne sonore, penso che non gli si possa dire assolutamente niente. Quindi comunque qualche software house che almeno mi dà un pochettino la fiducia di dire ok, ci gioco al day one, c'è. Però a questo punto, cioè oramai anche comprare un gioco è diventato un'impresa sotto un certo punto di vista. Allora, io suono il gong, a te non ti crea problemi, non ti fa niente? Ok, cazzo faccio col gong? Sam Lake mi sta troppo simpatico, un grande. Io, uno dei sogni che ho nella mia vita è quello di stringere la mano a Sam Lake. Spero che un giorno ci riuscirò. Ti fa pure un balletto. Enzo, would you like to dance with me? Michele ci sono riuscito con Sì. molta fortuna e con sommo e immenso piacere. Max Pezzali ce l'ho fatta e ho rischiato anche di essere sparato per questa cosa Ma qui. quelli sono piccoli dettagli. Un altro paio di personaggi famosi che a me interessava incontrare ce l'ho fatta. Io poi ho l'abitudine, quando acchiappo Yotobi, la prima foto che mi faccio con lui viene sempre sfocata. 2 volte ho avuto questa possibilità, 2 volte foto sfocata, torna indietro. Cambio per sicurezza. Andiamo a rifare la foto per piacere. E fatta. Allora, forse dei segni devo capire in che ordine accendere le candele.
con i simboli a terra. Bisogna capire lo schema dei simboli. Gianluardo, io quella scena succede anche in game in un modo un attimo particolare, quindi quella sera io avevo invitato Gianmarco per fargli conoscere Alan Wake, lui ancora non sapeva niente. Mamma mia. Dissi, Gianmarco, vieni con me. Stasera giochiamo Alan Wake 2, sai, un titolo horror, un titolo cupo, un titolo pieno. Gianmarco viene, si siede, atmosfera un pochino horror. All'improvviso succede una cosa che non dirò. Non, mi credi, non sapevamo come andare avanti. Che prende ad un certo punto la trama una curva di cazzo mi sto fottendo, aspetta, mi sono fottuto. Ok, poi risale e lì per lì tu non capisci davvero cosa cazzo stai giocando in quel momento. Ha scritto Giallo, una volta incontrai Salvalet na Comics, era talmente timido che dissi no, io in realtà non lo seguo ed ero in fila per incontrarlo. E sono andato con lui. Io ho avuto davvero l'onore di conoscere Michele quando siamo andati in Giappone e davvero è stata un'esperienza, ragazzi, mistica. Ma proprio mistica, anche perché Michele mi ha visto di persone, sono un personaggio, quindi ero solito esordire in modi particolari durante varie situazioni, eccetera, e questo ha portato a momenti molto, molto divertenti. C'ho un ricordo, eravamo ad Akihabara di sera, entrammo in questa piccola sala giochi, così per perdere un po' di tempo. Cercavo di prendere qualcosa col gancio e avevo Michele che mi suggeriva come fare, quindi io stavo lì Veteran concentrato. Run. Sì, ragazzi. Un esemplare di Veteran Run IRL, incredibile. Ma no, perché siete venuti da lì e mi state conoscendo tramite lui. Io so sempre pane al pane, vino al vino, Coca-Cola alla Coca-Cola e qualsiasi altra cosa, dico le cose come stanno. Ragazzi, ce ne sono di persone che fanno sto mestiere, ma credetemi, davvero è una persona d'oro, ma proprio veramente, veramente tanto. Allora, se io suono il gong, che cazzo fa? Vedo, chiudo gli occhi. Ma guarda, è una di quelle cose del titolo comunque che pure se uno se la spoilera e la decontestualizzi un attimo, tu non la puoi prendere in un modo che in realtà non è. Nel senso, quella sequenza che c'è anche in gioco in un altro modo, diciamo, assume un certo significato per la trama e non è obbligatorio spoilerarsela anche così. Io questi a che cazzo servono? Me li arrotolo in qualche modo? Non so. Mi sta intrippando malissimo. C'è talmente tanta roba che potrebbe servire a schermo che non so dove guardare. Allora, ragioniamo. Allora, Ragioniamo. prima opzione, diamo fuoco a tutto. Non penso funzioni questa soluzione qua, Prima Gianmarco. opzione, No, non scattare. penso. Seconda opzione, diamoci fuoco noi. Non penso funzioni anche questa qua. Peccato. Terza Dobbiamo capire il opzione gong è- cosa faccia. Terza opzione è capire il gong che fa. Quasi un po' dell'orologio, però. Che noi abbiamo fatto tutta sta strada per arrivare qua. Da quest'altro lato non c'è niente. Possiamo andare altrove. Questo enigma qua l'abbiamo fatto. E qua abbiamo preso il gongete. Quindi col gong si attiva qualcosa. Ma che cosa? Perché non c'è una controparte del gong qua. Non è che ci vuoi dare una mano in qualche modo. Niente.
prende la scopa e gliela do in testa ai ragni? X. C'è una X però qua a terra. Come si chiama? Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta. Quello stavo pensando. Non è che se premo di qua, no. Allora, di qua non c'è niente. Aspetta. No. Qualcosa per i ragni, non lo so. Anche perché questi simboli non li abbiamo ancora visti. È qualcosa collegato al gong, ma il gong che gongheggi a fare? Cosa di gonghi? Non vedo l'ora di giocare i due Alan Wake. Quando ho voglia continuo il primo. L'avevo iniziato, era arrivato, non ricordo dove, ho detto, ma sì, cambiamo gioco perché volevo giocare i due Alan Wake di fila. Allora, ti conviene, quando c'hai proprio un bel po' di tempo e ti vuoi godere un attimino una storia, se ti posso dare un consiglio per ottimizzare e goderti al meglio tutti e due i titoli, una piccola aggiunta ti consiglio di fare. Gong, cosa fai? Gong. Gong. Io premo il gong. Allora. Non è che li stordisco e posso togliere i ragni? No, i ragni. Allora, ti conviene giocare Alan Wake 1, andarti a vedere il riassunto di American Nightmare, che lì pure c'è qualche dettaglio che è importante per capire tutta la trama. Giusto un riassuntino di quello che succede in Control e i DLC, e poi inizia Alan Wake 2. Non è obbligatorio. Serve soltanto a capire alcune cose molto meglio. Molto molto meglio. Il gioco dà le giuste spiegazioni, ma alcune cose è meglio sentirle direttamente dai giochi da cui provengono. Aspetta un attimo però, aspetta un attimo. Qui c'è il blob. Non è ghiaccio, non è acqua, non è fuoco. Tanto l'ho già giocato, ma non ricordo alcuni dettagli della trama, quindi guarderò il riassunto anche di quello. Allora, capirai poi per bene in Alan Wake 2. Se vuoi capire principalmente la trama di Alan Wake, che è quella comunque su cui poggia la sua storia, si poggia un attimino su tutti i titoli usciti da parte di Remedy. È importante American Nightmare giusto per capire un attimo la situazione che c'è tra il primo e il secondo sotto un certo punto di vista. Andarsi a controllare alcune cosine di Control e soprattutto il DLC, il secondo Alan Wake Experience, chiamiamolo così, in modo tale da avere altre piccole cosine, così che quando parti con il secondo, qualunque cosa ti trovi davanti, se ci ragioni un attimo riesci benissimamente a capire tutto quello che sta succedendo. Che bisogna tenere bene in considerazione che esiste anche tutto quello che si scopre in Control per la trama di Alan Wake e viceversa. È una cosa un pochino particolare, non per tutti all'inizio, però se si afferra il senso c'è molto da speculare lì. Allora, vediamo un po'. Devo accendere le cose qua a terra. No, e non sono quelli là. Allora, chiediamo un aiuto perché sennò... Ok, porta. Sì.
Uomo. Pietra. Cos'è pietra adesso? No, Le pietre per uccidere i ragni. no, a cagare. Suca. No, i cubi di Minecraft. Sarei mai arrivato. Non ci avevo proprio pensato. Mai proprio. Niente. Suca. Ok. Tu esci adesso? Oh, no, ma tu sei... Ma tu hai paura dei ragni e sei un ragno testa... Non ho capito perché. Prendi questa chiave. Ti potrebbe servire. Salve. Ok, io questa chiave dove la metto adesso? Va bene, la chiave ci potrà far aprire niente poco di meno che la porta questa qui. Ya. No, 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 Gianmarco, no. stai sbagliando. Stavo proprio sbagliando. No, Gianmarco, aspetta. Aspetta. Allora, noi abbiamo preso una chiave che non possiamo usare qua nel gioco. Poi una cazzo di serratura Ci dove... pare Ah, che- aspetta, eccola qua. Pensavo servisse la cosa demoniaca per dire no, pietre. Oh no, che... Oh no, ma perché Io dobbiamo vado a evocare fare Satan? pipì, divertiti. Allora, quindi dobbiamo mettere i colori nella zona centrale in base alla luna. Ok, la luna la possiamo vedere da qualche finestra, penso. Luna? Luna, ci sei? Ok, c'è una luna a metà. Allora, quindi dobbiamo fare... Ed è questa qui. Rosso, rosso, blu, blu. Quindi penso che sia questo qua, ok, perché il dito indica qui. Poi, mo questo è... Allora. Quindi parto dal cerchio questo qua. Poi questo. Il rombo, quindi questo qua. Questo. E poi questo. E non era assolutamente così. Allora. Questo qua. Quella freccia indica di qua, quindi questo qua. Poi viene questo. Poi viene questo e poi viene questo. Ok. Cosa abbiamo evocato adesso? Ah sì, aspetta, devo suonare il gong. Ci mancava una cosa. Quindi adesso basta che suono qui. Come non c'hai l'oggetto? No, gioco, non dire che ti sei buggato per piacere. O devo riprendere qua adesso? Ah, ok. Tutto bene, ciò che finisce bene. No, perché dovete sapere che quando sono ste cose nei giochi, facilmente a noi capitano i bug. Quindi... L'altra volta con Amanda siamo girati, ci siamo girati e rigirati nello stesso posto per una ventina di minuti buoni perché si era buggata una chiave che non c'era uscita e noi siamo andati in giro così perdendo del tempo. Ok, allora il gong adesso ha fatto effetto. Ok. Ok, ho fatto tutto e quindi... Ho fatto Potter, sei un mago. Sì. Ho suonato il gong, ha fatto una botta grossa, però non so che cazzo è successo. No, tu non dici niente di nuovo.
Di qua non c'è niente. Eh, No, non mi fa fare niente qua, quindi è qualcosa che è successo fuori. Ma cosa? Pensavo la porta, sinceramente. Questo fatto, questo è da fare dopo. No. Guarda, dacci un aiuto perché sennò non ce ne usciamo. Oddio, quindi aspetta, nel mondo fatato, aspetta. Qua ci sono mangi della sua del regno, sta facendo un ramo non tipico femminile, numero di altre cavalli. Ci sta già. Lui tornerà. Prima o poi, non si sa quando, ma tornerà. Ah, Salve? Sì. Ok. la croce rossa. Allora, la croce rossa è il simbolo che sta qua dietro. Però se non hai manco bisogno di compagnia, con molto piacere, Giallo. Ecco qua. Ho preso uno scheletro. Quindi uno vuole morire sott'acqua. Sì, quindi è l'acquario, c'è un acquario? Ma che c'era un acquario prima? Mi ricordo una cosa con i pesci. Tipo qua. No, qua dentro non va. Ah, uno va nel forno, così. No, non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto. Proviamo a farlo in ordine. Il primo vuole essere sepolto. Allora, Aspetta. Il aspetta. vampiro. Torniamo dietro e parliamoci. Io pure devo ritornare a prendere Elden Ring perché a questo punto il DLC lo posso prendere. E appena vedo di iniziarlo pure. Ok, sotterrato. Bruciato. Quindi noi usciamo. Questi li prendiamo da qua. Poi sotterrato. Sotterrato. Un ricamino. Bruciato. Quindi prendiamo il secondo da qui. Quindi dovrebbe essere così. Ok. Sott'acqua qui dove c'è il pesce. Sì, forse sì. Terzo scheletro. No. Questo si prende comunque il camino. Nel frigorifero. No. A godere, un'altra delle Ma io da quando l'ho finito la prima volta non l'ho più toccato poi, quindi come dissi all'epoca quando lo giocai, sapendo e sperando che usciva un DLC, il mio eroe è tornato a dormire al termine dell'avventura. Quando il mondo avrà di nuovo bisogno di lui, lui tornerà, si alzerà e prenderà altre mazzate. Qua, qua, no, qua. Quindi a questo punto, se torniamo di qua, ci devono liberare un attimino la strada. Ok. Ci potevate dare pure un aiuto un attimino. Allora, occhio per 1,2 fuoco. Questi però sono gli stessi simboli che stanno di qua.
Quindi aspetta. Quello più alto in teoria è l'ultimo, per 5,6. No, dobbiamo preparare una pozione per far fuori lo slime. Quindi se noi prendiamo la goccina sono gli scheletri. Quindi vuol dire che gli scheletri 1,2. Ma 1,2 di occhi in che modo? Boh. Secondo me l'unico problema di Elden Ring è che forse è troppo grande, cioè se lo fatto di dargli la snellevata l'avrei amato da forse. In DLC ti assicuro però che siano problemi di Elden Ring, anche se non lo so. A me fu una bella sorpresa pure la zona innevata e tutto. Di certo mi ha fatto piacere vedere che anche la mappa era davvero bella grossa. Quindi alla fine poi pure tutti i casini, soprattutto all'inizio, gli asset riutilizzati, eccetera. È vero, è La vero. verità è quella. Però col senno di poi, soprattutto visto che comunque il titolo è stato sviscerato per bene ormai, vita, morte e miracoli. Poteva essere fatto di più, sì. Però ci sono ancora persone tuttora che non lo toccano e non lo provano semplicemente per questo punto là. E mi sembra un attimino esagerata come cosa. E le ho conosciute queste persone. Allora. Quindi noi a questo punto gli occhi come glieli buttiamo? Proviamo ad andare a parlare con lo slime, può darsi carica qualcosa. Allora, andiamo di qua. Sì. Ah, sono gli attacchi, ok. Quindi qual era quello che fa di più? Il ghiaccio. Guarda. Vai così. Sì, ma di fatti alla fine c'è col senno di poi. Ah, col ghiaccio non si fa niente, ok. Me lo faceva pure prima. Dai. Cazzo. Ok. Allora, ghiaccio no. Fuoco. Ok, dobbiamo toccare il fuoco. Vai. Qua. Ce ne ha tanti. Cazzo, sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Era in fondo. Quindi aveva scritto pure. Non voglio giocare per me, io continuo anche Okami. Sì, noi abbiamo Mori da continuare. Lo ricominciamo tra 2 settimane con Setti. Ci saranno problemi e casini. Siamo arrivati al giorno 2, giusto? Allora, adesso hai un occhio solo. Quindi ci vuole il ghiaccio. Facci ghiaccio. Non mi trovo. Ah no, mi sono confuso io, era gocciolina, è vero. Come adesso dovrebbe essere quello intermedio, quindi fuoco. Vai. Questo è fuoco, ok. Cazzo.
Io dovrei iniziare pure Octopath Traveler 2, ma là mi ci vuole tempo. Ok. Ok. Allora. Oh, quello, buonasera. Bonsoir, quello. Mi fa strano sempre chiamarlo quello, sembra quasi impersonale, dai. Leggi a quello. Tu sei Goccia. Ok, ok. E tu a questo punto sei... Sto pensando a cosa dovessi usare, porcaccia la miseria, scusate. Bonsoir. Allora, la terza volta è quella buona. Questo è poco ma è sicuro. Tanto ormai abbiamo capito la questione degli occhi. Allora, adesso sei gocciolina. Tutto bene, Sì, tutto bene. Sabato giornata sempre un po' più tranquilla, per fortuna. Gocciolina, gocciolina. Dai. Ok. Gocciolina fatta. A te Poi quello che si dice, tutto bene? fuoco. Quando sì, quando non riesco a vedere subito qual è quello là libero. Ho visto anche qualche altro titolo da fare pure nei prossimi giorni. Ci vediamo un attimino di organizzarci per bene. Ok, stavolta l'ho visto in tempo. Vabbè, parte sempre con la gocciolina comunque all'inizio. Gocciolina. Adesso sei fuoco. Oddio. Fai di nuovo gocciolina. 1, 2. Non è che uno... Se sono 1, 2 occhi e gocciolina. Ok. Di nuovo gocciolina. Ok. E non era 1,2, era se ce n'è 1, 2 così. Ok, stavolta l'ho visto a tempo. Cazzo. Gocciolina. Gocciolina, gocciolina. A posto. Fatto. Bene, ma Quindi adesso abbiamo sbloccato la zona nuova. Oh no, si è rotto il gioco. Mancano le texture. Sì. la texture è scappata. Oh no, Giovanni, cosa vuoi? No. No, se l'è mangiato. Sono così buone. Non possiamo continuare il gioco senza. Guarda, vai di nuovo nel basement, troverai qualcosa. Vabbè. Ma se tu ti facevi i cazzi tuoi e me li lasciavi prendere, noi avevamo risolto deficiente. Vabbè, penso non te ne voglia far andare. Allora, quindi mo sarà l'altro basement, che questo ci siamo andati prima. E difatti, eccolo qua. Allora, noi adesso andiamo di qua. Allora, A1 batteria, A5 batteria, C4 batteria. Non so. Allora, A5. Non c'è abbastanza energia. Oh no, dobbiamo trovare i bussolotti. Allora, sì. Trova il bussolotto. Aspetta. Allora, qui c'è un bussolotto. Andiamo a prendere questo e lo mettiamo qua. Poi proviamo a fare per caso. Ok, di qua non si vede. Allora, aspetta. Io faccio così, iniziamo a vedere qualcosa. Ok, quindi partiamo da qui. Noi dobbiamo semplicemente arrivare qua. Allora, non è che c'è qualcosa. Se esamino un pochino la zona. Ok. E giustamente soltanto 2.
D6 comunque c'è un dischetto. D6. Ma noi arriviamo a 5. Allora, mo dobbiamo trovarsi su Samielli per casa. A parte che non mi sembra di averli visti fino a poco fa, eh. Vediamo prima la vicina. Anche il Game Pass. Eh sì, già, decisamente. Si è lodato il Game Pass, sempre si è lodato, ragazzi. Invece vediamo di qua. C'è un osso. L'osso non ci serve a niente. Allora, da 1 c'è una batteria, da 5 c'è una batteria, C4 c'è una batteria. Se giustamente faccio così. Fai conto che tu sei la freccia questa qua gialla. Sì, noi partiamo da qui. Noi siamo qui. Se fai tipo, fai questo qua davanti alla freccia e sotto al cubo vuoto. Questo? Sì. No, vedi? No, che non puoi passare nel centro. Allora... Anche perché 3 batterie e 3 batterie sono qua. Dobbiamo andare a prendere queste batterie qui. Ad A5 ci arrivi però. Fai 4 e 5, A5 ci arrivi. E qua c'è la prima. Ok. Quello di fatti stavo pensando è che fuori non... a sto punto era inutile che c'erano. A sto punto a 5 ci siamo andati. Sì. Possiamo andare A C4 e prendiamo l'altra. Di qua. A questo punto possiamo ricollegarci al corridoio dall'altro lato. Proviamo a mettere tutte le B. Aspetta. Forse c'è un corridoio sulla destra segreto? Eh sì. BG. Ok, ho sigillato il passaggio con l'amuleto. Sfida in trasmutazione. Allora, qualcuno stava cazzeggiando con qualche talismano, con qualche potere che non capiva. Quindi, giustamente, invece di cioncarti e mettere tutto a posto, facciamo esperimenti. Poi ti entra Satana nel computer e bello. sto morendo. E grazie al cazzo. Non bello, non bello. Allora, a questo punto devo fare il corridoio. Sì, l'avevo data per completata. Sì, già stavo passando appresso. Aspetta. Da sopra. Così penso che vada bene. Salve. Ho scelto bene? Oh, A me sembra. salve. Salve. Non abbiamo tanto tempo. Quando il tempo arriverà, segui le fiamme. Mi hai capito? Segui le fiamme. Ringraziamo l'amico testa gigante che ci ha dato una mano. Vabbè. Allora, quindi io le posso rimettere? Ok. Ah, cambia il tappeto. Ok, vabbè, abbiamo cambiato i tappeti. Vabbè. Allora, questo è l'altro indovinello che c'era nella stanza. Gli alberi apriranno la via per te. Allora, era questo. Era questo qua. Vedo colori e cose, quindi dovremmo capire un attimo come pulire sta lavagna. Sì, pure lui ci manca, siamo a posto adesso. Allora, io qua posso esaminare questi cosi e accenderli. Ok. E vanno accesi nell'ordine corretto. Che sicuramente non sarà questo qui. C'è sto simbolo mistico sull'albero qua.
E ce n'è un altro anche qui. Quindi è giallo, viola. Quindi proviamo ad accendere solo giallo e viola. Vediamo se per caso cambia qualcosa. No. No. Due simboli però che No. No. Tu c'entri qualcosa qua. Vediamo che indizi ci dà. E Grazie. questo l'abbiamo capito. Ah, non avevamo visto questo. E che cazzo è qua? Questo si vede da qualche È un parte. cancello. Ah, vedi da una finestra, così, vedi da una finestra. Sì, Era proprio questo. Vabbè, l'avremmo potuto trovare, oddio, forse non so se non si altre. quindi... Manca il blu. Dovevamo accendere anche il blu. E il c'è anche il rosso. rosso. Quindi blu Questo è quello. e rosso. Questo qua? Mm. No. Manca un altro colore, forse. Vedi un po'. Sì. Quindi l'altra Ah, finestra perché- qua, ok. Sì. A questo punto si è aperto il passaggio di qua. No. Non fidarti delle rane, alcune il di coso loro sul muro. mentono. Allora, la torcia rossa dovrebbe essere accesa. Ora tu stai mentendo? La torcia blu dovrebbe essere accesa. La torcia verde dovrebbe essere accesa. La torcia gialla dovrebbe essere accesa. Ah, posso andare a vedere. Ok, aspetta, allora a questo punto mo possiamo andare a vedere là. Allora, c'è uno scheletro sul letto, questo lo sappiamo dove sta, nella stanza nostra. Ok, quindi Dietro. non c'è più, si è spostato qua. Però non lo posso esaminare, non posso farci niente. Allora, vediamo un secondo. C'è uno scheletro sul letto, ci sono tre bottiglie sulla Mm, non capisco gli indizi a questo punto. Però dovrebbe essere No, rosso, aspetta. verde, giallo, blu. Allora, no, aspetta, dobbiamo vedere quali sono vere e quali false. C'è uno scheletro sul letto, ma è falso, perché lo scheletro sul letto non c'è più. Quindi la rana rossa dice una stronzata. Ok, Ci sono tre bottiglie sopra il camino. quindi se andiamo vicino al camino, 1, 2, 2 e 3. 3. Questo è vero. Ok. Quindi la verde dice la verità. Ok. Allora, aspetta, vediamole pure, rosso e verde. Allora, la rossa Non è la gialla. dice quindi- gialla e quindi la gialla l'evitiamo proprio. La verde dice che la rossa deve essere accesa e l'accendiamo. C'è la luna piena, Vediamo. questo si vede da qua se non mi sbaglio. Allora, dipende da quale finestra si riesce a vedere la luna. Eccola qua, no, non è piena. Bugia. Quindi anche lei mente. Vediamo l'ultimo. Questo. Non so. Quindi facciamo così, giallo e blu. Giallo non lo dobbiamo credere. Quindi la blu non deve essere accesa. No. E a questo punto la rana blu. La verde forse va accesa. Ok. Oh no. Allora, le torce
Vedi, dello stesso colore di chi dice la verità. Delle rane che dicono la devono verità. essere accese. Tutte le torce devono essere accese. Allora andiamo a vedere se sono cambiati gli Sì. indizi vicino alla lavagna. Quindi dobbiamo fare. Allora, quello che dice la rossa. Verde e blu dicono la verità. Quindi vediamo verde e blu che dicono. La rossa dice la verità. No. Fammi E vedere quindi non devono essere accese No. tutte. Però questa qui, la verde, era corretto l'indizio? Sì, la verde era giusta, mi pare. No, la verde no. Chi era giusto? No, la verde è giusta perché la verde diceva ci sono 3 bottiglie sul cammino. Quindi a questo punto la verde come luce va accesa. Poi avevamo La blu è l'ultima. No? la blu e abbiamo confermato prima vera. che era vera. Quindi Quindi dobbiamo la fare quello che diceva rana blu. Quella vicino a me deve la essere gialla deve accesa. accendere anche la blu. Perché la blu dice la verità. Quindi queste tre qua. In teoria sì. No. Da dove sia arrivata tutta quest'acqua, questo non lo sappiamo. Allora, capiamo. Allora, tu dici la verità Sì, e quindi ti accendiamo. Te sappiamo di doverti ascoltare, sì. quindi accendiamo sia quella vicino che quella lì Sì. del tuo colore. Gialla cosa dice? La gialla mente Quindi va dice che accesa. questa deve stare spenta, quindi in realtà l'accendiamo. E questa diceva tutte le torce devono essere accese. non Quindi devono stai essere- mentendo e quindi ci troviamo con tutto. Quindi così dovrebbe essere corretto. Vediamo. Ok. Allora, è arrivato Papa Proci, buonasera. Papa Proci, But buonasera. are turning the freaking frogs gay? I don't know. Nel dubbio stanno rompendo i coglioni queste rane, eh. Did you know Enzo? I don't Ecco, know. ce n'è un altro, capito? Rotto Allora, cazzo questo gioco. allora, ricordiamoci sempre che la verde E la blu. e la blu sono quelle che dicono la verità. La- Lui Torce, dice la verità, non l'accendiamo. quindi non accendiamo questa la qua. verde, no. Più della metà delle torce devono essere Le torce accese. sono 6. Quindi 3 devono essere accese. No. Quindi le verdi non non la devono possiamo essere accendere. accese. Però aspetta. Aspetta, andiamo sempre a vedere se Sì. per caso non sono cambiate le domande là vicino e ci frega, capi? Certo. No, sono sempre quelle. No. Allora fammi ragionare un altro. Andiamo là. Allora. Tanto abbiamo capito, come dicono gli inglesi, those runs have rot the cask. Esattamente. Anche very much. Allora. Sono 6 torce, quindi 3 devono Sì. essere accese. Le verdi sappiamo per Ok. preciso che non le dobbiamo accendere in nessun modo. Allora, aspetta, fammene leggere. Questa verde qui si accende. non deve essere accesa. Poi sopra. Più della Ok. metà devono essere Fammi leggere bene accese. questo. Allora, Però noi sappiamo che tu menti. Allora, tutte le torce verdi devono essere accese. Quindi stai mentendo, Quindi le stai verde non le mentendo. accendiamo. Non le E accendi. ci troviamo anche colui che dice la torcia vicino a me Va non deve essere bene. accesa. Quindi niente verdi. tu che dici? Lui mente dicendo che la rossa deve essere accesa, Quindi non l'accendiamo. quindi non E allora dobbiamo l'accendiamo. fare blu, blu, giallo. È l'unica cosa. Devono essere più della metà, le verdi non le possiamo accendere, eccetera, l'unica eccetera, cosa. eccetera. Dovrebbe essere No, per aspetta, forza aspetta, così. aspetta. Più della metà. 3 metà. Quindi non è più della metà, quindi vuol dire 4. Aspetta, la rossa. La rossa. La rossa. Sono accese tutte tranne le verdi. No, no. Quello sono queste tre qua. Stavo giocando a Dead State, quindi ero venuto con le rane che... Buonanotte. Rompono troppo il basta. Grazie. Ma perché papà. dovete dire le bugie?
Senti, accendi queste e vai avanti. Io prendo e le accendo, non ci Allora, sono problemi. Buonanotte Papa. Buonanotte. Allora, le torce ne sono in Questa qui sappiamo è tabù, questa non Sì. va, non va toccata, niente. Questa non esiste. Più della metà. Quindi se sono 6 e la metà è 3, devono essere accese 4 torce. La matematica non è un'opinione. Questo dice che le verdi devono essere accese, ma in realtà Però lui questo sta altro mentendo. Potremmo interpretarlo pure come tutte devono essere accese. No, non tutte devono essere No. accese, ma quella potrebbe essere accesa. No, qua dice tutte le torce verdi Sì. devono essere accese. Devi fare Se il usiamo contrario. lo stesso come prima, Sì, vuol dire che quelle là verdi devono restare però il spente. contrario di questo è anche basta che ce n'è una accesa. Perché comunque è l'opposto di quello che dice. Quindi come dici tu, così, Come prima più la Così. verde in alto. E la rossa. questa e questa. Questa è qua. Sì, sì, perché la 1, rossa è 2, 3, sbagliata. 4. Prova così. Deve essere accesa almeno quattro. Ok. Infatti, fatto bene. Ok. Grande papa. Tornate. Finite? Finite? Ah, che bello, sono finite le run. Ecco. Lumacofoni? Che cazzo? Francesco. Sì, sono proprio dei lumacofoni. Francescone. Sì. Ok, va bene. Nell'oscurità non mi vedrai. Nella luce non riuscirai a scappare. Quando è buio è difficile per me vederti. Quando c'è luce non mi vedrai. Ci sono 4 pietre in un lato e una nell'altra. Sembra strano, ma sembra essere tutto perfettamente bilanciato. C'è qualche interruttore nascosto da qualche parte. Fin quando sei in vita non mi incontrerai. Anzi, anche perché visto l'ora, visto che siamo arrivati anche ad un checkpoint, noi penso ce lo stacchiamo per stasera. Vai. Sì, ce lo terminiamo pure domani, così il titolo della domenica ce lo siamo fatti. E poi vediamo un attimino da lunedì con cosa ripartire. C'ho un paio di idee, voglio un attimino vedere se cambia qualcosa. Quindi ragazzi, nel frattempo buonanotte e buon riposo a tutti. Grazie mille che siete passati. Noi adesso mi sa che andiamo a dormire, cazzarola. Abbiamo una certa età ormai, ragazzi. Buonanotte a tutti. Buonanotte, belli. Se riesco a passare a OBS. Con al momento.